qui. Grazie, buongiorno, è un grande onore poter tenere questa presentazione davanti a voi. E effettivamente il titolo è Il microscopio ottico atomico e l'intelligenza artificiale. È un tema abbastanza vasto, ma prima di iniziare vorrei ringraziare un socio, Lorenzo Lazzarini, perché mi ha fatto avere da una sua pubblicazione una serie di immagini che si chiamano i diaspri siciliani. Allora questo mi ha fatto venire in mente che in realtà io per tutte le cose che vi farò vedere e le cose interessanti devo ringraziare tante persone e ho pensato di chiamarle i diaspri genovesi, che sono i primi ragazzi del laboratorio di molti anni fa e che oggi che cambiano in funzione, diciamo, di quelle che sono le loro carriere. Per iniziare però c'è Calvino perché per tutte queste persone, per tutti questi ricercatori e ricercatrici, in effetti è così. Quando c'è una bellissima notte stellata non possiamo fare altro che andare lì e provare ad osservare. E in effetti anche venendo a Venezia per le scuole, saremo qui anche la prossima settimana, entrare al Guggenheim e vedere l'Impero delle Luci ci ricorda che è quello con cui noi lavoriamo quotidianamente. Qui ci sono le luci artificiali, le luci controllate dall'uomo, le luci naturali e c'è qualcosa di nascosto che vogliamo vedere. Poi, dato che le generazioni sono diverse, quando parliamo di luce ci vengono in mente anche i Pink Floyd e quindi ci viene in mente questa iconica copertina dove la luce è quella stessa luce che maneggiava Newton quando ha cominciato a dare diciamo delle informazioni e delle analisi tuttora molto complete sul comportamento della luce con la materia. Ma se cito Newton non posso fare a meno di citare un'altra persona che è Maxwell, che è la persona che ci ha liberato dai fili. Maxwell, ho sottolineato la data in cui scompare perché è la data in cui nasce Albert Einstein, quindi sembra quasi un passaggio di testimone. E faccio solo vedere le equazioni di Maxwell, non intendo certo commentarle in questa sede, ma quelle equazioni trasformano l'elettricità in onde elettromagnetiche e la luce è parte di queste. Quando noi pensiamo alle onde elettromagnetiche siamo immersi nelle onde, questa porzione piccolina dello spettro è quella che riguarda la luce visibile e quindi da Maxwell in poi la luce è onda. Cosa vuol dire? Beh, vuol dire che questa idea di andare a misurare la velocità, vedere come si propaga velocemente, prende piede attraverso i calcoli, si riprendono gli esperimenti di Galilei, si fanno tantissimi altri esperimenti, ma tanto per dare un'idea, se voi voleste mandare un segnale luminoso dalla Terra alla Luna, utilizzando la luce, il tempo di propagazione è questo, esattamente questo, cioè non viene né amplificato né ridotto, è quello di quella pallina che vedete lì sopra. Con questa luce però quello che possiamo fare è provare a studiare il vivente, perché stiamo bene sotto la luce del sole, diciamo perturba poco chi studiamo ed è possibile penetrare nel corpo umano con la radiazione luminosa. Questo è uno degli scopi che stanno dietro alla microscopia ottica mentre si trasforma in microscopia atomica. E quando entriamo lì dentro, lo scenario che abbiamo di fronte è quello delle cellule che abbiamo addosso. E oggi riusciamo a modellare e a capire come dentro a queste cellule le proteine si spostano. Il DNA, che è quel filo a doppia elica al quale bussano le proteine, definisce quello che sarà il nostro destino e ricorda la nostra storia. E se volete, più recentemente, possiamo studiare quali sono i meccanismi che fanno sì che un virus possa diventare particolarmente problematico. E allora in questa storia in realtà ritorna Calvino, perché se in una notte d'inverno è una storia fatta di tanti inizi, sembra che uno non finisca, ma non è che non finisce perché non gli piace la lettura. Non finisce e comincia un altro libro perché gli piace la lettura, così come a noi piace la ricerca. E osservare. E partiamo da Feynman, basterebbe osservare per capire. In realtà questo lo diceva anche un famoso giocatore di baseball americano,
più bravo di Gio Di Maggio, osservare, perché lui osservava attentamente chi lanciava la palla e così riusciva a intercettarla. Un grandissimo giocatore di baseball, osservare. Beh, una cosa che abbiamo osservato 16 anni fa è stato il comportamento di alcune proteine dentro delle cellule. Dentro delle cellule che oggi per le quali stiamo rivedendo quello che riusciamo a capire, e si tratta di un carcinoma mammario intraduttale. È un tumore solido. Potete considerarlo quasi una specie di ingorgo dove le cellule stanno lì ferme e solide, ma poi a un certo punto in questo ingorgo qualcuno vede una via d'uscita. Questo succede anche per il tumore solido. Il tumore solido regredisce al 70% dei casi, ma quel 30% che si mette in circolazione fa danno, le metastasi. E allora quello che avevamo trovato allora è che c'è una proteina RAC che sta dentro, in questo caso, a questa vescicola, che indirizza delle altre proteine nella membrana, questa è la membrana cellulare, qui vanno a finire in modo specifico, si chiama RAB5A, e quando va in quella membrana, in quell'ingorgo, la membrana diventa più fluida e le cellule riescono a staccarsi. Allora, capire questo vuol dire riuscire a trovare, come nel caso di SARS-CoV-2, la proteina responsabile o la proteina attraverso la quale possiamo identificare l'aggressore e allenare il sistema immunitario per difenderci. Ecco, questo con il microscopio ottico, con i metodi moderni, si riesce a vedere dal vivo questa SARS-CoV-2, questa è la membrana, si riesce a vedere come entra. Insomma, in questo mondo fatto di cellule, fatto di calcoli, vale però questo. Incrociamo lo studio dei fenomeni e delle loro leggi di somiglianza, di coesistenza e di successione, questo scriveva Gramsci nei quaderni, con l'idea di forma, struttura e configurazione percettiva degli oggetti reali. E a questo, in questa occasione, mi permetto di aggiungere, unendo la potenza di strumentazioni tecnologicamente avanzate e gli algoritmi di intelligenza artificiale. È di tecnologia avanzata nel piccolo mondo della microscopia che parliamo. Certo, non posso esplorare tutto quest'albero, ve lo faccio vedere solo per farvi vedere quante cose sono gemmate dal microscopio di Galilei. E poi se andiamo un po' indietro negli anni ci rendiamo conto che quando consideriamo l'intelligenza artificiale cosa moderna, nasce negli anni 50 e man mano che la tecnologia permette con il calcolo di trattare i dati, cresce, le macchine imparano, i dati di testo e le ipotesi vengono verificati, insomma si riesce ad arrivare ad un'analisi molto completa di quello che abbiamo a disposizione. A noi però interessa andare oltre il visibile, che è quello che vediamo, che riusciamo a vedere con gli occhi. E per vedere oltre il visibile effettivamente usiamo il microscopio. Non me ne abbiate se qui riporto queste relazioni. Queste relazioni non mi interessa di nuovo entrare nel merito, ma dicono che il vivente che ci interessa, le molecole di DNA, le proteine, gli organelli, sono tutti trasparenti alla luce. Non la assorbono. Se la assorbissero bruceremmo. E allora come possiamo studiarli? Sono trasparenti. E se vi faccio vedere questa foto e vi dico che si tratta di un Nobel del 1906, chi vi viene in mente? Beh, dato che lo faccio vedere in foto. E nei libri alcuni dicono che è il primo Nobel italiano. Direi Carducci, credo venga immediatamente in mente quasi a tutti, ma è falso che Carducci sia il primo Nobel italiano. Quell'anno l'Italia ne prende 2 di Nobel e dato che quello per la scienza viene dichiarato prima, è l'altro il primo Nobel italiano. Ma sull'altro credo che il nome sia più complicato da ricordare. E questo signore qui si chiama Camillo Golgi. Camillo Golgi fa diventare i neuroni trasparenti con la reazione nera visibili. Sì, gli dedichiamo dopo qualche anno un francobollo e riprendiamo un po' delle storie che lui aveva scritto usando delle immagini, perché riusciva a vedere come si distribuivano i neuroni. Oggi non usiamo la reazione nera, non usiamo più la reazione nera per studiare il cervello, usiamo un metodo più
di moda, diciamo che è la fluorescenza, nel quale non mi dilungo, ma solo vi faccio vedere che attraverso la fluorescenza, quei neuroni li vediamo colorati e non solo per senso estetico, perché quei colori dicono quali sono le mutue funzioni che stanno svolgendo, come interagiscono tra di loro, e riusciamo a vederli con un dettaglio molto fine, che è quello del microscopio ottico. Riusciamo a entrare effettivamente nei primi strati del cervello e riusciamo a studiare quello che sta succedendo, in modo da poter pensare e capire come correggere una malattia neurodegenerativa in relazione all'assunzione di un farmaco. Usiamo degli strumenti, ma forse apparentemente complicati. L'idea è che questo strumento oggi sia diventato un microscopio atomico, ma non è una bomba atomica. Ha a che fare però con tantissimi atomi, perché io non so quanto siamo coscienti di questo dato, ma una persona che pesa circa 70 kg, ci sono circa 7 seguito da 27 zeri di atomi, cioè 7 miliardi di miliardi di miliardi di atomi. E il 99% di questi atomi appartengono a sole 5 o 6 specie atomiche. Cioè siamo proprio tutti uguali. Mia moglie si chiede perché non assomiglio a Clooney, dato che condividiamo tutti solo questi pochi atomi, ma questa è un'altra storia, l'andremo a raccontare un'altra volta magari. E poi c'è l'intelligenza artificiale oggi. ChatGPT semplicemente perché è la cosa che la rende più famosa. E poi ci sono le diffidenze anche in quel caso, come per l'atomico. Il pasticcere Igino Massari dice: accidenti, non sa fare la crema pasticcera. Non è vero. E la sua relazione sulla crema pasticcera e l'intelligenza artificiale si basa sul fatto che, secondo Igino Massari, non sa distinguere tra il quanto basta e il quanto serve, che non è un dato esattamente quantitativo fino in fondo, e ci ricorda però, sia la parte atomica che la parte dell'intelligenza artificiale, il finale del Fedro. Perché quando vengono inventate le lettere, il re egizio non è contento, dice che le persone perderanno la virtù della memoria, non studieranno più, poi arriveremo a Gutenberg, arriveremo ai libri, arriveremo a tutto il resto, eppure è progresso che va avanti. Ma sull'intelligenza artificiale Vincenzo Tagliasco, che è stato un professore, uno dei pionieri dell'intelligenza artificiale in Italia, sosteneva che l'intelligenza artificiale è la risposta più seria delle tecnologie alle proiezioni e visioni della fantascienza. Non è un caso che oggi dei fisici ricevano il riconoscimento Nobel proprio per l'intelligenza artificiale. Ma come la svilupperanno? Con che conoscenze? Con un sacco di matematica, con un sacco di biofisica, con la conoscenza di come funzionano quei neuroni che Golgi ci ha permesso di vedere. Costruiscono dei modelli dove il riconoscimento dell'informazione e il trattamento dell'informazione è assolutamente nuovo e non convenzionale. Si basa su considerazioni energetiche, su associazioni differenti dei dati rispetto alla memoria. Molti anni fa, negli anni 90, ho avuto la fortuna di incontrare Hopfield e poco dopo abbiamo applicato le sue memorie associative per andare a riconoscere di quella cromatina, come si organizza il DNA, dei pattern dentro ai nuclei, per vedere se riuscivamo a distinguere in anticipo quando una cellula sarebbe diventata malata o piuttosto sarebbe ritornata sana. Ecco, è un macchinario quello che abbiamo tra le mani, una quantità di dati e di problemi incredibilmente vasto, e noi è come se cercassimo di sintonizzare per sentire la musica che preferiamo una radio, ma per la quale abbiamo da utilizzare 1.000 miliardi di manopole. Solo quando queste manopole sono tutte perfettamente allineate troviamo la risposta. E allora è Hinton che porta una soluzione con quelle che sono la sua idea di rete neuronale, la sua idea di intelligenza artificiale, quella che si chiama la propagazione all'indietro del dato e le considerazioni energetiche, per capire tutte le volte che in funzione di dati d'ingresso li trasferiamo ad un sistema che ci ragiona sopra,
una volta che siamo vicini alla soluzione, questa soluzione debba essere modificata o meno, per rimettere a posto sia delle condizioni energetiche che delle condizioni di peso e di pesi assegnati a quei diversi elementi che ci permettono di decidere rispetto a qualcosa. Noi usiamo le immagini e viene in mente Federico Cesi. Torniamo indietro con Federico Cesi al microscopio di Galilei, lo strumento, l'occhialino per vedere cose minime, che è quello che dà il nome al microscopio. E Federico Cesi produce l'Apiarium e nell'Apiarium lui vuole fare un grandissimo esperimento. Vuole fare quel grande esperimento di creare un metodo per ordinare scientificamente tutto quello che si conosce e si conoscerà con una novità, combinando la parola scritta al dato figurativo. È la prima volta che viene proposta una cosa del genere. Certo, per il dato figurativo, usando il microscopio, siamo limitati dalle leggi della fisica, apparentemente, da quella che si chiama diffrazione, da quella che si chiama risoluzione spaziale. D è la minima distanza entro la quale riusciamo a dire che due oggetti sono distinti. Per il nostro occhio è il decimo di millimetro. Per il microscopio, questa è la formula di Abbe, poco importa, dipende dalla frequenza dell'onda e dipende dall'angolo di apertura dell'obiettivo. È molto semplice. Si arriva a 200 nanometri dal decimo di millimetro. Abbe, se vi interessasse poi leggere questo articolo, Abbe non ha mai scritto quella formula. Abbe ha fatto un esperimento completamente differente, ma quella formula risuona bene con i suoi risultati. Di nuovo c'è un italiano, irrompe sulla scena Giuliano Toraldo di Francia, è un fisico fiorentino. Sono gli anni in cui si parla di dati che per ricostruire le informazioni passano attraverso un canale che permette alle informazioni di passare, che sia questo un telefono o che sia questo un moderno sistema di comunicazione dati, poco importa. Sono dati, sono informazioni, e allora in base alle quali si ricostruisce il segnale originale. Giuliano Toraldo di Francia dice: guardate che potete andare ben oltre il dettaglio che vi permette di vedere la fisica. E badate bene, non dovete violare le leggi della fisica, è impossibile. Basta che voi aggiungiate al vostro canale informazioni. Il microscopio è limitato dalla diffrazione, ma se voi aggiungete altre informazioni potete ricostruire la scena che avete osservato con un dettaglio ben maggiore. Serve una idea semplice, ma un po' sconvolgente, può sembrare anche stravagante. Io non so quanti di voi si ricordano di questo incontro tra Lendl e Chang. Chang un completo sconosciuto, Roland Garros. Chang un completo sconosciuto, Lendl che aveva già vinto Roland Garros un po' di volte. Chang fa una cosa incredibile. Batte dal basso. Ma quando mai si è visto a un torneo di quella portata battere dal basso? Lendl è sorpreso, perde l'incontro, Chang vincerà Roland Garros e il pubblico va in delirio. Una cosa semplicissima. Ecco, questi tre signori, Betzig, Mörner e Stefan Hell, hanno ricevuto il riconoscimento Nobel per aver sviluppato nella microscopia in fluorescenza i metodi di super risoluzione dei quali parlava Giuliano Toraldo di Francia. Come lo fanno? Un uovo di Colombo. Un uovo di Colombo, ma vale questo. La differenza, signori miei, è che voi avreste potuto farlo e invece io l'ho fatto. Questo succede a quei tre. E l'uovo di Colombo è veramente l'uovo di Colombo. Ma quali sono le informazioni che devo mettere dentro al canale per andare oltre il dettaglio che mi offre la diffrazione? Ma isolare chi mi manda il segnale, voglio vedere delle proteine, chiedo di mandare il segnale una per volta, so che le sta mandando una specifica proteina, solo una, della quale raccolgo tante informazioni, n grande i fotoni. Oppure posso fare una cosa che voi potete fare in questa sala. Come potreste fare a vedere meglio?
Ricordatevi che sono di Genova, quindi non mi potete chiedere di aumentare la luce, la bolletta, poi tutte queste cose qua. Deve essere senza costo. Beh, se voi mettete un pugno chiuso davanti all'occhio e cominciate a strizzarlo un po', vedete immediatamente meglio. Perché il vostro cervello sa adesso esattamente da dove sta arrivando l'informazione. Quando guardo così, no, arriva quell'informazione. È un'informazione in più. Stefanel fa questo, non mette un pugno davanti all'occhio, ma mette un fascio di luce rosso che strizza l'informazione. E allora siamo proprio negli anni del poter vedere le singole molecole, di fare delle cose incredibili con la super risoluzione ottica. E addirittura il signor Betzig costruisce il suo microscopio nel salotto di casa. Era stato licenziato dal padre ed era stato licenziato dalla Bell. Va a fare una settimana di gita nella zona montuosa di San Francisco, torna, legge un articolo di un dottorando che si chiamava George Patterson e ha l'idea e pubblica un lavoro su Science. Fa apparire le molecole che gli interessano una per volta, se le mette tutte insieme ottiene l'immagine convenzionale, ma se per ognuna di quelle che appare calcola con precisione dove stanno, e può farlo perché sono distanti una dall'altra, non sono confuse dalla diffrazione, riesce a costruire delle mappe cosiddette super risolte. Vabbè, ma questo è un esercizio accademico, figuriamoci nel salotto di casa. Ma in realtà, se avete un ammasso tumorale, potete applicare lo stesso metodo e quindi potete navigare molecola per molecola dentro ad un ammasso tumorale. Non si vedono molto bene in contrasto, ma sono questi oggettini blu. E poter vedere le singole molecole dal vivo mentre si scambiano informazioni è importante. Potete vedere qual è un esito farmacologico immediatamente, non dovete aspettare che il paziente risponda. Invece Elle, che metteva quel pugno chiuso davanti all'occhio, nel campione può navigare in punti differenti. Io decido che voglio vedere meglio questa zona, mi focalizzo qui, quest'altra zona vado da un'altra parte, e allora quando ho un glioblastoma e lo vedevo così, adesso con quel pugno davanti all'occhio lo riesco a vedere così. Da così, e questo era il migliore microscopio ottico che avevo tra le mani, non uno scadente, riesco a vederlo così. E riesco a vedere queste cose nel tempo, mentre avvengono. E allora vuol dire che un medico, quando prende la decisione, se sbaglia, ha un alibi in meno. Prima sapeva così, adesso comincia a vedere con una buona precisione. Lo stesso vale per lo scambio di informazioni nei neuroni. Ma la storia è solo iniziata, perché 10 anni fa arriva Francisco Balzarotti, un dottorando di Stefanel, e introduce un metodo dove aggiunge un'altra informazione, non solo dove stanno le molecole che vuole vedere, ma quando osservandole, e questa volta con una forma di fascio di luce che assomiglia ad una ciambella, quando gli passa sopra 1, 2 o 3 volte e poi a un certo punto non vede più segnale, perché vuol dire che il segnale che stava raccogliendo è al centro di quella ciambella. Usa flussi minimi di fotoni. Questa è la distribuzione vera, questa è la distribuzione diffratta, questo è il pugno davanti all'occhio di L, queste sono le singole molecole di Betzig e Mörner, e questo è il giochino che fa Balzarotti. Fa questo gioco qui, in continuazione. E se lo fa, ogni tanto mi scappa qualche formula, ma la formula che mi scappa è questa. Con il metodo di L e con il metodo di Betzig e Mörner c'è una parte che vado a migliorare, questa, che se vi ricordate ricorda la formula di Abbe, e lo è, ma vuol dire che parto dalla lente, dal limite della lente. Poi divido per questo numero, anche qui è simile, è il numero di fotoni raccolti, può arrivare fino a 10.000 quello, quindi miglioro di almeno 100 volte. Ma quando arriva Balzarotti mi basta raccogliere pochissimi fotoni, perché io so spostare L indipendentemente dall'obiettivo che uso su scala nanometrica. Ho tutta la tecnologia per farlo, piezoelettrici come base di partenza.
Beh, allora vuol dire che le cose comincio a vederle così. Se prima i mitocondri li vedevo qua dentro, adesso li vedo esattamente distribuiti e li posso contare, siamo sulla scala dei nanometri. E se prima il trasferimento di informazioni su degli assi neuronali li vedevo così, adesso posso seguire molecola per molecola quello che succede. E devo fare qualcosa però. E allora ringrazio Lorenzo perché abbiamo anche dei giovani che hanno a disposizione questa tecnologia, i diasperi genovesi di adesso hanno questo microscopio tra le mani e con questo microscopio, partendo da una regione molto piccola che si vedrebbe con un microscopio ottico così, riescono a vedere con questo dettaglio. Questo è un poro nucleare che loro riescono a vedere nelle 3 dimensioni. Il poro nucleare è quello dove passa l'informazione dell'RNA messaggero, quello che abbiamo usato per i vaccini e che vorremmo usare per i vaccini contro i tumori. E se andiamo a vedere qual è la scala di precisione è questa, 5 angstrom. In realtà oggi sono già 2, perché questi sono un lavoro del 2022 e un lavoro del 2023. La microscopia ottica entra nella regione degli angstrom, quindi diventa atomica. Però se una notte d'inverno un viaggiatore davanti alla macchina del caffè a volte vengono ottime idee. E una di queste idee viene mettendo la monetina nella macchina del caffè. Io non so se voi avete mai provato a mettere la monetina a 90 gradi e il caffè è difficile prenderlo. O se avete mai provato a lanciare la monetina contro la macchinetta del caffè. La probabilità non è nulla, però bisogna esercitare un po' di pazienza. Il mio caffè è la cromatina. È un sistema dove ci sono delle eliche, dei motivi a elica, delle proteine che bussano e la mia luce è un'onda che ruota. È quella monetina che posso lanciare e quando quella monetina entra in quelle tasche quando queste sono più o meno compattate, e sono più o meno compattate quando stanno passando più o meno informazioni, vorrei che fossero compattate nel modo giusto per passare quelle giuste, e quando ho un tumore o una malattia neurodegenerativa sono chiuse e aperte nel momento sbagliato. Ecco, allora riesco a costruire uno strumento che mi permette di osservare, di ottenere del dettaglio dalla materia senza la reazione nera, senza le molecole fluorescenti, solo mandando della luce. La risoluzione però è bassa e non ho tante informazioni in più da aggiungere. Sono solo capace a vedere in fluorescenza quello che succede, a vedere senza nessun meccanismo di contrasto e a vedere se le due cose coincidono. Non è poco in fondo. Ho dati abbastanza per addestrare una macchina a provare a trasformare una macchina di intelligenza artificiale, a provare a trasformare un'immagine cosiddetta label free, senza meccanismo di contrasto, associata per decine di migliaia di volte al suo analogo in fluorescenza, in una immagine in fluorescenza. Ma sulle immagini in fluorescenza ho a disposizione una precisione atomica. Quindi il gioco di questi giorni, di questi anni, di questi ultimi anni in realtà, è quello di trasformare qualche cosa che era trasparente in qualche cosa che è fluorescente usando l'intelligenza artificiale, una porzione dell'intelligenza artificiale, l'addestramento e il riconoscimento e il ragionamento profondo. Insomma, usare il microscopio ottico nella sua prima edizione, quella non atomica, quella dove raccolgo dei dati, confrontarli, prenderli insieme in parallelo a dei dati ad altissima risoluzione che ottengo oggi e trasformarli in dei dati a contenuto molecolare. E voi direste, vabbè, ma se hai i metodi così belli a risoluzione atomica, perché sei tornato indietro? Perché tutte le volte che devo dare un mezzo di contrasto potrei avere un problema. Se uso le fluorescenze intrinseche, il segnale non è un granché, i fotoni sono pochi. Se devo iniettare della fluorescenza durante un'operazione, la cosa si fa complicata.
Ho raccontato a ChatGPT un po' di queste cose e mi ha fatto questo disegno che non trovo bellissimo, diciamo, però rende abbastanza l'idea. L'idea è quella di realizzare un microscopio artificiale, cioè un microscopio artificiale che basa tutta la sua conoscenza su quel dato atomico che riesco a ottenere, utilizzando delle informazioni facilmente acquisibili dalle persone, medici o scienziati, o anche altre persone, e mettere tra le mani dei giovani ricercatori il mondo molecolare nel quale possono esplorare. Cioè il piccolo sogno, l'idea è quella di avere magari un medico, è una rappresentazione, non siamo arrivati ancora a questo, è una rappresentazione di prospettiva, ma voi potreste immaginare un medico che sta operando, deve decidere quanto intestino togliere ad una persona, se ne toglie troppo la persona dopo non avrà una gran bella vita, se ne toglie poco avrà un ritorno di quel tumore, e per definire quali sono le zone mette una sonda, raccoglie un'immagine in bianco e nero che gli viene trasformata in un'immagine a contenuto molecolare. Certo, il problema è quello che il medico deve imparare a ragionare sul dato molecolare e deve imparare a tenere ferma la mano con quella sonda, ma la seconda cosa è facile, la prima è un po' più difficile. Continuo a ringraziare Lorenzo perché poi i Diaspri sono andati anche a Palermo e hanno portato una mostra di immagini, hanno fatto diventare la microscopia pop a Palermo, ma prima di lasciarvi, credo di essere abbastanza in tempo, vi vorrei fare vedere, se me lo permettete, un filmato che dice in fondo perché la tecnologia è importante. Lo ha realizzato Steve Gleason. Steve Gleason era un atleta affetto da SLA che ha cominciato a usare la tecnologia. What is technology? What can it do? When I lost my eyesight, I thought that my painting days were over. How far can we go? By using your hands, you can actually control your X-ray. Technology has the power to unite us. Hang on, honey. Hang on. There he is. You see him? I can see him. It inspires us. Technology has taken us places we've only dreamed. Now I can do whatever I want. It gives hope to the hopeless. And it has given voice to the voiceless. Ecco, con quella ragazza che sente la voce della mamma per la prima volta nella sua vita, vi lascio e vi ringrazio per la danza che mi avete concesso di fare con voi e ringrazio la mia nipotina che in questa danza mi ha ricordato un po' tutte le cose che facciamo e i momenti in cui ci siamo esaltati, in cui abbiamo visto le cose, in cui le abbiamo prese in mano e non sono magari servite oppure sono servite per arrivare ad un finale. Allora grazie a voi tutti per la vostra attenzione.